Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Il video di oggi è un promemoria. Vi ricordo che da settembre, infatti, intorno alla data del 20, inizia il gruppo di studio di radionica, magia radionica e tutte quelle che sono le leggi occulte, i materiali, le attitudini, il percorso di formazione e la correzione che appunto occorrono per questo sentiero. È un percorso dove vengono approfonditi e donati in forma totalmente gratuita tutti i fondamenti o i fondamentali, diciamo così, per la radionica, la radiestesia, perciò impareremo a utilizzare il pendolino e i circuiti radionici, a combinarli insieme e ad applicarli nei vari settori della nostra esistenza, per tutto quello che poi sono le cose fondamentali. Ecco, perciò il corso vi darà questa formazione di base comunque mediamente approfondita. E vi aiuterà insomma per tutte quelle che saranno le vostre esigenze principali. Il corso non si fermerà lì perché la radionica e la radiestesia fanno da base che occorre insomma anche a predisporre un altro tipo di percorso che è il percorso proprio di correzione per lo sviluppo della personalità magica, anche se la personalità è una parola fuorviante perché è proprio questo che noi andiamo a correggere, cioè la nostra personalità, per permetterci di raggiungere la neutralità magica, cioè quello che poi ci fa entrare in contatto con le leggi divine e attraverso la loro applicazione vedere come agiscono nel microcosmo, cioè all'interno di noi, e di conseguenza si espandono nel macrocosmo. Perciò sarà un percorso interessante che si terrà con incontri a cadenza settimanale, durante i quali vi verranno forniti comunque dei filmati di supporto, delle dispense in forma totalmente gratuita. Ci tengo a ribadirlo, non dovrete spendere assolutamente nulla al di fuori di quello che sono l'acquisto dei materiali che occorrono per fare le vostre esercitazioni, le vostre applicazioni e alcuni testi che sono testi di studio da noi consigliati. Dunque si chiede ovviamente ai partecipanti serietà, impegno, perché anche se viene distribuito in forma gratuita, da noi non prendiamo questa cosa alla leggera, ma ci mettiamo completamente impegno, presenza, partecipazione e la assoluta disponibilità a rispondere alle domande e ad accompagnarvi in questo percorso. Pertanto è comprensibile comunque che nel corso del tempo possano sopraggiungere degli impedimenti, anche qui vanno letti un po' come magari un segno dove avrete magari raccolto quelli che erano gli insegnamenti che erano utili per il vostro percorso e probabilmente era solo fino a un certo punto che dovevate arrivare, ci saranno altri invece che andranno più lontano e che riusciranno a perseguire tutta la durata del corso, poi nell'anno successivo il livello avanzato e così via. È un percorso comunque di crescita che non inizia e si conclude nell'arco del corso in sé, ma che vi dà appunto degli strumenti per poter lavorare quotidianamente su di voi, per poter osservare delle dinamiche interiori, ma non solo per vederle e poi restare privi della possibilità di intervenire, ma anche proprio di intervenire con tutta una serie di esercitazioni per il controllo delle emozioni, dei pensieri e per la trasformazione appunto di questi in qualcosa di più concreto, più utile per la nostra esistenza e per la nostra vita quotidiana, che voglio ripetere o comunque dire meglio che lasciarlo leggere fra le righe,
permette appunto di reindirizzare anche un'esistenza non soltanto materiale e quotidiana, ma anche di un percorso spirituale, che è poi il massimo obiettivo che, per quanto noi possiamo comprendere o meno a livello conscio, è il massimo obiettivo che persegue la nostra anima durante l'incarnazione. Pertanto possiamo sicuramente figurarci una vita di successi, di realizzazioni anche di tipo materiale, di grandi obiettivi, e tutto quello che insomma possiamo immaginare secondo quello che sono i condizionamenti o le immagini che ci proietta la società su quello che deve essere la vita umana, ma noi, che, noi intendo tutti coloro che sono in un cammino di ricerca, hanno compreso che in questo mondo materiale e in questo mondo illusorio, che è tanto illusorio quanto più è materiale, il reale obiettivo è un altro, ed è appunto il perfezionamento della personalità, che appunto deve tendere alla neutralità e di conseguenza all'apertura e alla conoscenza del divino dentro di sé. Detto questo, spero di avervi invogliato a partecipare. Il gruppo si terrà su Telegram, che è un'applicazione raggiungibile insomma da tablet, smartphone, computer, anche tramite proprio il sito internet che permette di collegarsi online e aderire al gruppo. Nella descrizione di questo video metterò il link necessario a iscriversi al gruppo. Potrete già cominciare a farlo e cominciare appunto a manifestare la vostra adesione con l'iscrizione al gruppo Telegram, e potete anche iscrivervi al gruppo Facebook I Casti Sacerdotali, di cui metto anche il link sempre nella descrizione di questo video, proprio qua sotto. Partecipate numerosi, è interessante, è importante, è gratuito. Ovviamente non vi pioverà nulla dal cielo, dovrete impegnarvi. I risultati, intendo, non sono garantiti se non dal vostro impegno, dalla vostra partecipazione, dalla vostra costanza, dalla vostra applicazione nell'esercitarvi appunto, nel mettervi in discussione e nell'aprirvi appunto a un nuovo percorso. Probabilmente completerà un percorso che siete già che avete già intrapreso, su cui siete già in cammino, e vi farà insomma sentire di poter condividere anche quello che generalmente è un percorso in solitudine e che poi continuerà per certi versi ad essere, ma vi darà comunque la sensazione di non essere più soli, perché ci sarà la presenza di altri partecipanti con i quali nel tempo si stabiliscono dei rapporti anche positivi, di scambio, di crescita, di riflessione, e dunque è un'occasione che ritengo molto, molto bella di poter crescere non da soli, pur facendo un percorso solitario, perché questo è, purtroppo dentro di noi dobbiamo andarci da soli, dobbiamo entrare dentro noi stessi, e qualsiasi persona che ci possa accompagnare in questo percorso può effettivamente esserci accanto, ma il compito spetta a noi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, mi auguro di vedervi numerosi. Cominceremo comunque dal 20 settembre, così avremo il tempo di rientrare dalle vacanze, di riavviare la quotidianità e il tram tram dei mesi invernali, di preparare il terreno proprio come si fa nel libro della natura. Il terreno durante l'inverno e durante l'autunno si prepara appunto
per i nuovi germogli, per raccogliere i semi e dunque fa un lavoro, potremmo paragonare a un lavoro introspettivo, di indagine, e noi seguiremo i cicli naturali, sfrutteremo le energie che la terra stessa riceve e che il regno riceve e le metteremo appunto a frutto per il nostro percorso di crescita. Vi ho già salutato penso 2 volte, vi saluto la terza perché come sapete la legge del 3 si applica che ci piaccia o meno a prescindere. A presto, un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.